Quante cose possono accadere nell'arco di una settimana, cose belle ma anche cose brutte, come la vicenda che stiamo per raccontare. Sabato scorso, da qualche ora, era calato il sipario sulla inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura con il presidente Mattarella. Una giornata di festa dopo giorni di veleni. Al Teatro Pirandello uno dei protagonisti, applaudito dai presenti, era stato Giacomo Minio, presidente della Fondazione Agrigento Capitale. Ebbene, dopo appena 7 giorni siamo qui a parlare di nuove polemiche, perché Giacomo Minio ormai è un ex presidente, perché si è dimesso, o meglio lo hanno costretto a dimettersi. Un annuncio arrivato come un terremoto che scuote quello che sembrava resistente e invece non lo era affatto. Il comunicato dello stesso Minio parla di dimissioni sollecitate dal sindaco di Agrigento per dare corso ad un avvicendamento politico. Certamente si sono create le condizioni per altre critiche e altri effetti dannosi per l'immagine della città, che dopo il titolo di capitale avrebbe meritato maggiore rispetto e impegno, anzitutto da parte di chi ha avuto affidato il mandato di Agrigento 2025. Inutile prendersela a questo punto con chi magari adesso sfrutterà questa nuova occasione per gettare altro discredito e forse non aspettava altro e non avrà tutti i torti, visto che ancora una volta chi sta ai vertici dimostra di amare Agrigento con le sole parole. Le dimissioni di Giacomo Minio ad una settimana dal fatidico giorno benedetto dal presidente Mattarella creano brutti pensieri e qualche imbarazzo, un imbarazzo grande.